Zuppa di verdure con le cipolle cotte come la faceva Lalla. Le zucchine che buone che sono come le faceva Lalla. Il cotechino cotto macinato fino fino come lo faceva Lalla. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzato ormai. Col figlio di Pirodi si è agganciato e resta lì. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai. Col figlio di Pirodi si è agganciata e resta lì. Gnocchetti alla sarda che faceva Lalla, gli so cucinare anch'io. I pomodori secchi che faceva Lalla, li faccio molto meglio io. Fagiolini arrosto conditi alla sala gli sa fare solamente Lalla. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai. Col figlio di Pirodi si è agganciata e resta lì. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai. Col figlio di Pirodi si è agganciata e resta lì. Si è agganciata e resta lì. E boh. Buongiorno. Oggi c'è una sorpresa. Oggi prepariamo le cevadas che sono già pronte perché ho invitato la mia vicina di casa che non la conosco, è nuova. Sai quelle vicine di casa che non sono mai state usate? Quella. Oggi l'ho invitata. Vediamo se è arrivata. Venga avanti, signore, è arrivata? Sì, buongiorno signora Desoline. Buongiorno, si accomodi Sì. intanto, prego. Si accomodi. Grazie, grazie. Come va? Guardi, va tutto bene. Io l'ho voluta invitare perché è meglio che ci conosciamo come Certo. vicini di casa. Ma lei è russa la notte? No. Non russa? Ah, No. così non la sento. Ok. Io qualche volta russo, però lo sentono solo i vicini, quelli più vicini. Adesso io preparo la cevada, le voglio offrire questa cosa sarda che è molto buona. Non è proprio un dolce, è un dolce, può essere dolce, salato, come lo vuole uno. Ci può mettere zucchero, miele o anche il sale. Allora, laviamo le manine perché è molto importante lavare le mani quando si fanno queste cose. E poi la vicina ti può criticare. Sto scherzando naturalmente. Lei non critica, vero? No, Ah, visto. quasi mai. Allora, vediamo un pochettino che diamo fuoco alle fiamme. Volevo dire una cosa, come si chiama lei? Maidelin. Ah, che bel nome, Madeline. Maidelin. Che bello! E io Desolin. Sembra un nome di un'altra nazione. Sì, non sono Desolin. italiana. Quasi quasi mi vado all'anagrafe e faccio scrivere Desolin con la N finale. Che bello! Ah, allora, vediamo un pochettino. Lei le cevada se le ha mai mangiate, signore? No, Non le ha mai mangiate? no. Guardi, è una cosa sarda molto buona, fatta col formaggio acido, ma non quell'acidità che dà fastidio, no, è quell'acidità giusta che gli danno per essere proprio una qualità del... Unica, diciamo. Brava, unica, beh, io la parola unica non la sapevo dire, se non la diceva lei eravamo senza parola. Allora, vediamo un po', l'olio è quasi pronto, Vediamo, mettiamo la cevadas. Mi hanno detto. Le volevo dire, signora, lei è sposata? Sì, sono sposata con un sardo. Con un sardo? Sì. Ah, che belli che sono i sardi. Eh. I sardi sono dei signori. Sì. Molti dicono che siamo pastori, siamo pastori signori. Sì, è E vero. noi siamo le loro mogli. Eia. Che siamo regine. Noi donne siamo... E adesso fa parte delle regine anche lei. E figli ne ha? Sì, ne ho due. E dov'è la bimba? La grande lavorando, la piccola è fuori giocando. Ma è brava, vero? Eh, Perché io ho i un po' fiori. testarda. Io ho i fiori fuori, non è che va per... No. Ah, non gioca con i fiori. No. Ah, quindi è brava, meno male, mi stava venendo il batticuore. Bene, le cevade sono quasi pronte. Adesso gli diamo una giratina. Guardi. Così. Guardi che belle che sono, guardi. Ah, quindi lei non ha mai mangiato la cevada. No.
Allora oggi è festa perché lei assaggerà per la prima volta questa cosa sarda. Infatti mi hanno detto che lei cucina molto bene. io E poi ho cu- voluto venire anche. Io cucino solo le cose crude, quelle che sono cotte non le cucino. E voi nel vostro paese mangiate robe buone, è vero? Si mangia quello che si trova. Quello che si trova e ci si accontenta, come in Sardegna una volta ci si accontentava di quello che c'era, oggi invece vanno a frugare le patatine e vanno a prendere quelle specie di... Mamma mia, guarda, non me ne parli neanche perché mi dà fastidio, mamma mia questa cosa qua che mangiano le porcherie e poi si lamentano che gli fa male la pancia, che gli fa male la schiena, oioia, ma... Siamo pronti, guarda che cosa bella. Spegniamo. Guarda che cosa bella, guarda. Che meraviglia. Ecco qua. E lei de Solina è sposata? Non ho Si è capito. mai sposata lei? Io sono sposata 2 volte. Sì. Sposato 2 volte, tutte le volte i mariti se ne sono andati. Succede, quando capita succede. Io ringrazio, guardate quanti cuoricini stanno arrivando, guarda i pollicini, i salutini, guarda che roba. È la mia vicina, è molto brava. Madeline, come? Maidelin. Maidelin, mai. Mai. Allora, adesso si va a mangiare la salata. Vuole quella molto cotta o quella meno cotta? Quella molto cotta. Quella molto cotta e questa qua. Grazie. Oh, e io prendo quella meno cotta. Allora, qui vuole zucchero o vuole il miele? Il Sì. miele. Il miele. Guardi un po' come si mette, guarda. Ok. Guarda. Miele. Basta, mi dica basta, Ok. Se ne vuole altro gliene metto ancora. Sì, ancora. Ancora, eccolo qua, guarda. Oh. Grazie. Anch'io prendo un po' di miele. E cosa volevo dire? La bambina l'ha mangiata la serata? Sì, la sta mangiando, è lì vicino ai fiori. Ah, non è vicino al gatto, perché il gatto gli graffia la serata e gliela mangia. Sto scherzando. Io ho un gatto bravo, molto bravo. Si chiama Robert Mitch. Mitch Roberto. Bene. Buon appetito, signora. Grazie. Buon appetito. Ah, che roba soffice. Siamo pronti per assaggiare, signora? Sì. Un pezzettino piccolo o grande? Come lo volete lo prendete. Piccole. Vediamo un po'. Pronti? Tutto questo annaffiato con un buon tè fatto da me. Sì. Grazie Urgupans, grazie di tutti i cuoricini che ci state mandando. Ciao, la mia vicina. Io mi chiamo Desolins e tu? Maidelin. Ciao.